Sindaco, oggi giornata di sole a Susegana, oggi giornata dedicata alla Marcia dei Castelli, un appuntamento che è molto sentito non solo qui nel vostro comune ma anche fuori zona. Cosa ne pensa? Ma penso che l'affluenza dimostra quanto sia sentita questa manifestazione e dimostra la capacità organizzativa che questa associazione ha saputo far crescere negli anni per arrivare alla ripetizione dei minimo 10.000 partecipanti ogni anno. Dunque è una grande cosa. Secondo lei quanto bisognerebbe aumentare o comunque proporre in misura maggiore queste manifestazioni nel nostro territorio che uniscono famiglie ma anche giovani, insomma gente di tutta l'età? Diciamo da pubblico amministratore ne vedo parecchie, ci sono tante manifestazioni, magari a livello partecipato di questa forse non tante, però ogni domenica c'è una manifestazione di questo genere che raggruppa appassionati, famiglie e quanti usufruiscono del territorio per percorrerlo tranquillamente senza fini sportivi ultimi, come diciamo. Non è una gara, è una grande passeggiata, è una grande giornata di festa, o tra l'altro una grande giornata di sole. Ecco, lei giustamente ha detto una grande giornata di festa, ma oggi è anche l'8 marzo, quindi giornata internazionale della donna. Vuole fare un augurio a Ma tutte le certamente, elettrici che ci guardano? certamente, cioè l'augurio è che sempre venga stabilito che il rispetto è alla base di tutti i nostri rapporti e il rispetto della donna è il fondamento della società.